chiude tutto dall'altra parte dove c'è Ruffino che ha campo da prendere anche per calibrare il cross che arriva secondo palo, colpo di testa da parte di Barbera, poi pallone che rimane in aria, lo raccoglie Sanz, il quale controlla e calcia dalla distanza, pallone fuori, primo tentativo per la Don Carlo Misilmeri. Dove c'è la barriera con Cosentino, c'è il fischio dell'arbitro e di fatta che conta i passi, va a calciare, gira attorno alla barriera, la palla che scende di pochissimo fuori dopo la deviazione, sarà calcio d'angolo. Sono in 5 del Montelepre in area, in 8 della Don Carlo invece a difendere. Ambro dopo lo scambio, pallone raso terra, uno schema che favorisce la conclusione, parata da Di Salvo, poi allontana la difesa della Don Carlo Misilmeri. Occhio al calcio d'angolo per il Montelepre, il secondo della partita, con la palla che spiove, secondo palo, arriva Ambro che la rimette dentro, va giù un difensore della Don Carlo e poi il tap-in vincente è di Martinez che al 27esimo minuto sblocca la partita in favore del Montelepre, 1-0. L'angolo battuto questa volta sul primo palo, messo fuori da Garriga, poi il controllo e la giocata di Salerno che propone il cross, Martinez! La palla fuori di nulla, era tutto regolare, ad un passo già dal raddoppio il Montelepre. C'è la punizione per la Don Carlo, sulla palla c'è Sanz, qua rincorsa che lascia presagire anche ad un'idea di un tiro, infatti Sanz va verso la porta, Belmonte la blocca lì, con la palla che arriva dalle parti di Bustos, ancora a prendere posizione contro Di Cristina, sempre Bustos, vince il rimpallo l'argentino che prova a ripartire, va addirittura a calciare. Palla che esce sull'esterno della rete, contatto con Lopez, poi viene anche raddoppiato, riesce a scaricare su Sanz, il cross di Sanz secondo palo, di testa Vitale! Daniele Vitale, il pareggio della Don Carlo Misilmeri subito in avvio di secondo tempo, da calcio piazzato lo 0-1 e da calcio piazzato l'1-1 della Don Carlo. C'è la punizione per il Montelepre, Ambro con la rincorsa, scavalca la barriera, scavalca anche la traversa, il centrocampista palermitano, anche poco giustificata nei confronti di Vitale. Intanto attenzione alla corsa di Rizzo e di Muratore, la palla è proprio per il numero 3 che arriva sul fondo, il cross, Muratore, controllo destro, vantaggio Montelepre e ancora Muratore a segno, secondo gol in 3 partite per il numero 10 che riporta in vantaggio il Montelepre. Di Lopez, intanto punizione con Salerno che guarda la porta, la cerca col destro di Salvo, la smanaccia in calcio d'angolo, occhio all'angolo, Mustacciolo, tutto il Montelepre nella sua area di rigore a ridosso della stessa, Mustacciolo secondo palo, stacca Caramanno, per la conclusione di Vitale alle stelle per decidere la partita. Del resto lo stop per il problema a Lopez è stato veramente lungo, ma intanto Martinez scrive +2 per sé, scrive +2 per il Montelepre, 3-1 e doppio vantaggio proprio all'inizio del recupero per la squadra di Mutolo.